Veneto abbiamo lavorato bene, ha lavorato bene tutta la Giunta e quindi siamo convinti di poter presentare un programma per governare i prossimi 5 anni che sia assolutamente in grado di intercettare tante situazioni di disagio e di dare una spinta a quella che è stata sempre un'economia florida come quella veneta, che oggi non merita assolutamente di essere messa in secondo piano. Vuole andare oltre la polemica ai vertici Luca De Carlo, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, e lo fa sottolineando il lavoro di squadra fatto finora in giunta dell'arresto. C'è Elena Donazzana da oltre un anno nelle file dei Fratelli d'Italia, suoi i referati al lavoro e all'istruzione cruciali in questa fase di ripartenza. Quanto alla madre di tutte le battaglie, l'autonomia, De Carlo non ammette ambiguità, anche i fratelli, dice, hanno fatto la loro parte. Sull'autonomia siamo stati chiari sin dall'inizio, sin dal 2017, quando abbiamo votato e fatto votare convintamente a favore di maggiori forme di autonomia per il Veneto. Siamo a favore dell'autonomia, siamo a favore di una riforma presidenziale, siamo anche a favore di una norma anti-inciucio che non consenta alla gente di poter cambiare schieramento una volta eletti con una coalizione. Ma nella campagna elettorale per le regionali non si dovrà parlare solo di autonomia, il Covid mette in primo piano anche i temi dell'economia. Però dobbiamo occuparci e vogliamo occuparci anche dei tanti problemi che attanagliano i veneti da qui in avanti. Sappiamo benissimo che il Covid li ha solo acuiti, partite IVA, imprese, ma anche tante persone oggi soffrono quella che è stata una crisi veramente dura.